Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos dessa Radio Televisione Sarda, un altro attobio nuovo a Pizza sa Poesia, sa puntata de 5 de questo traballo bello che si offende sul mondo de sa poesia sarda e se us andendi de cida in cida in ogni luogo de sa Sardegna. Noi us a conosci altro dus logos onde si fa poesia bella in sardo, bellus premius, ma andeus a chistionare sempre con Anna Cristina Serra. Saluti Anna. Saluti a tu Ottavio, saluti a chi esti ascoltando e castiando saluti ai ospiti nostri che a fra pago se us presentai. No, tu fatevo subito, diretto. Poi andato in un luogo differente di questa Sardegna, a Pizzo, in su Capesusu e in noi, in Sardegna, non de Campitano, ma su Sulcis e Iglesiente, a noi Sardellari. Però sempre tu devi presentare, ormai questa è questa moda nostra e dunque si tocca da te. Esti uno, come ti sia, dopo di un format esatto, fatevo già inciungiao. Quando cominciavo sempre da oggi, da suo poeta, de totus tempus, che oggi esti sempre Pierpaolo Piludu, che si nada attore, anima de cada die teatro, scrittori, e oggi si nasa chi ne sa settiu Pierpaolo. Cicittu Masala. Ta cosa bella, Cicittu poi... Poi da dopo un nai ai spettatori nostri, su che se vivo tra 4 puntate che ho fatto in cida passata, anda bene c'è tutto, ma se invece sapremo volta che a topiaisi questa trasmissione nostra, non si fatevo su questo programma, come andavo Anna Cristina, questo format ita volli portare a domo de vosatros. Sa poesia sarda, i concorsi, i premi, tutto questo che succede in Sardegna, ma ad ogni gita fate due cose. Una bella possibilità di conoscere meglio su un poeta mannu dell'otto tempo, partendo sul 1700 fino a tutto sul 900. E poi sa poesia invece de oggi, e questo fate tra poco da presentare sempre Anna Cristina, chi adesso si poeta che ad ogni gita è in noi, in poesia, se si porta da questa poesia fresca, poteva no? Questa poesia di oggi, intanto torrao grazie a Pierpaolo, un oggi importante, un attore importante, poi un poeta importante come Cicittu Masala. Cominciamo con i altri ospiti, Angelica Piras, che è tornata a Zagattai, Deus già connota Mellus, una di queste puntate passate, Angelica poesia da contare, sa da leggi intanto un'altra poesia e sa da naiga un'altra scena che sono curioso di scegliere. Marinella Sesto, poetessa di Sauro, questa capita volta è poetessa e organizzadora, presidente de Socio Logos, che è stesso chi organizza da su Aparicia su premio di poesia, Città di Iglesias, poeta Iglesias è una città reggia, come teatra Sesi, che ci tiene in Sardegna e giustamente isso ci tiene a Dunai, Città di Iglesias e con Marinella e usa cristiana di questo premio importante desse Iglesiente è passato a Sumei Logo, su premio di Giuseppe Raga, intitolato un poeta appunto Bonnannaresus e uso in Bunnannaro. Semus in Bunnannaro, magari fai un vago su presidente Gino Scanu, su presidente del Sassozio, poi su organizzatore Maurizio Malgari e su poeta Michele Sai, che ha vinto un'edizione del suo premio intitolato Giuseppe Raga e usa intende sa poesia e che anche un'altra scena vinse a pizzo del suo poeta e di questo premio.
E tutte le cose che fai di poeta, pizzo, non scende questa poesia, ma questa musica è tutto. Ma questo... Si te lo conta? Sì, si sono attoviato su un'altra bella cosa, con coro polifonico e tutto canto. Però non ne ho spacciato di presentare i ospiti, No, poeta c'è c'è sempre, sempre. Sami conosco. Poeta c'è sempre Nicola lui, chiesti ospiti di Omo, come ti ho sempre in che si onada, a Saserrada, dessa doppio, sfueddos de poesia giustus po imprassai, po ammantai su ghidotto e osa annaia concordai. Una oggi fresca e sia in direttura. E in questo bel apposento, che è uno studio televisivo, sa Radio Televisione Sarda, le produzioni Sardegna, Cavadeo, su questa trasmissione, grazie a Saggiudo, che si ha donato e tutto, sa regione, poi c'è bando un prenta, sa noso, tenevo su questa possibilità di tenere aggiunto picchetto che si può permettere di organizzare tutta questa bella cosa, a un di tenevo e scenografia, soprattutto le opere 78 di Gianni Azzeni, che si ha portato tutta questa bella opera, scusa sua, di una mostra che ha fatto, che andavo a pillo tutto l'idea di arazzo, di questa tessitura, di tutta questa cosa bella, e ha fatto un papere e tutto canto, dunque da tornare grazie a suo pure, poi avere questa possibilità di si fare più bello ancora questo luogo. Ma cominciamo a conoscere meglio i ospiti, Cominciamo proprio con Angelica Piras, che Sadannaiga anche una cosa pizzo su questa partecipazione al premio de Iglesias, con care poesia d'antipremiata, e se stata premiata, si dà da Ligi e magari che si ho che vince se che ha anche una curiosità a pizzo su questa poesia e del suo premio. Un imbrasso a tutti. In questa poesia c'è vago su segreto di questo azzurro. Adesso su Gohori del Azzurro che è un nao, che questa poesia che usano un Gohori. Sì. C'è sempre in questa poesia mia, sia in sardo che in italiano. Questa che ha vinto il suo primo premio al suo concorso di Città di Iglesias. Questione era proprio de gusto vago azzurro che Maria Giurau in sa vita a Varrai in noi funti questa mano azzurra e adesso dall'igio sei stidio dell'ugi quando riollo imprassai di zerrio poi tascetti con tu a gatto pimpiridda sa diabettosu e farrancara sa de pregiusu. Tu sei stidio dell'ugi e a respira sa in dogna matta, in dogna frori, in su bolidu de smariposa sa. Ti intendo in questa mudesa vagiosa, in su ballo d'undu de sa natura, in su cantico de su mari. Sa mano tua, giusta de abba miracolosa, d'antendo d'ogna notti, quando sentido su manciauso di arrennego, ma trompiglianta su coro, inzandosu. Ti penso e ti intendo, femmina manna stimata. D'ogna volta se sbegna, ne si erri un miuso de luna s'arrenegarasa, ma si carignau sa gara, la senti mia accanto a su profumo tu, chi preni di sa vita mia. Se stidio de luci che dona rasseglio, e mai mi intendo a sola. Mi ses accanto a vuita zio vila rua, e tu ses mamma, di su coro mio stasiau. Se stidio de luci, e steddusu, ingenuo causo, si alluinti de pregiu, ses a respiro chi si fa i pani, poi mi giai a papai in questa notte treulatasa, e sa oggi tua scraffedara de luci s'anima mia, imprendara de speras e imprassusu. Ti doro grazias, poitta non mi intendo verdia, ne sviasa de sa vida, ni manco canto si furrianta in umbra ni eddasa. Grazie. Ho cominciato bene questa poesia, ma proprio con il suo premio della città di Iglesias, che ormai ha festato i 20 anni di attività, con due pubblicazioni, la prima voi 10 anni, su 1999,
fino al 2008 e poi sanno seguito sul 2009 fino al anno passato, sul 2022. Dunque un altro bello traballo, quando impari tutto l'opera, tutte le poesie che hanno presentato. E dunque, conta se devo domanda a Marinella, se si può raccontare meglio su come funziona, la organizzazione del suo premio Cosa Sua, quanto sezioni si ci funti, si è scelto in sardo, si c'è italiano pure, come è organizzato il suo premio Città di Iglesias? Bene, a tutto. Il suo premio nasce nel 1999, organizzato dalle associazioni culturali Logos de Iglesias. Due sezioni, sardo e italiano. In suo tempo si sono aggiunti altri due premi. Su premio speciale, intitolato a uomini ecclesiantes importanti in sa letteratura, poesia e fino a sa avventura. E questa è una cosa bella, se gira passata proprio Anna Cristina Serra, no, è bello che in ogni luogo, ogni si organizza questi premi, a pago, con intento, con questo personaggio che hanno fatto una cosa di importo umano, questa poesia e tutto. Dunque è una bella cosa, sì, questo è tutto, punti prendi, potendo in questo tretto giusto. E poi come te? E dunque, pusti si mangiano vince continentali, in altre forme di arte, in su sport, accattoso sempre questa maniera di vonni, questa poesia in ogni cosa che si fa in pratica. L'altro premio è intitolato a Su cammino minerario di Santa Barbara. Sensazioni e emozioni in su cammino di storia di uomini e di minieras. Iglesias, logo de miniera. Certo, bene. Minera sa bella de pratta pure prima, pensandoci via minera de pratta. Via era sa prima in tutta Europa, dunque Sì. mera importante. Infatti Marinella, proprio come te, poetessa, ha improntato un libro, Pani di miniera. Poi conoscevo Pago invece andavo subito a Bonnanna, dove avevo questo giro umano in Sardegna. Poi sta antidedicato questo bello premio, già di ora mi pare, a Giuseppe Raga. Dunque cominciavo a conoscere meglio su questa bella figura di Giuseppe Raga e poi quando ho cominciato a dedicare a esso e tutto questo premio di poesia. Buonasera a tutti. Giuseppe Raga è un poeta che ho conosciuto in tutta l'isola ed è conosciuto pure che i suoi cantatori a chitarra, i suoi palco cantano cantone meda. E tenore puro, il tenore canta da sì. mera. E quindi in Bonnanna non poteva passare che hai una figura di questa potenza. Però per tanti anni non si faceva nulla per lamentare culturalmente. Fino a che sul 1997 l'amministrazione comunale hanno fatto su premio poesia. È bella questa cosa, in 97 potete ci da 40 anni su che è morto. Esattamente, però sono 40 anni. Bella questa cosa. Sì. Ed è stata una cosa che ha fatto subito impressione. La gente piaghida e poi ha seguito, che hanno ancora. Però non ha più una odale di continuità. Perché se noi andiamo a vedere questo premio di Giuseppe Raga, che è stato fatto sul 1997, la prima edizione, arriviamo all'ultima, che è la 12ª, la 12ª edizione, pensiamo che è fatto in 26 anni, quindi rapido periodo, un anno che noi abbiamo fatta. E stanno come appassionato, nos siamo impegnati a cercare di dare una continuità. Il suo problema è sempre sul solito, del suo finanziamento e della collaborazione delle autorità, fino a che siamo venuti a un momento che noi queremos costituire proprio come un gruppo, deve fare uno statuto e lo può dare una località precisa a suo premio, un itinerario preciso che sia da prossimo anno e non anno in anno che improvvisato. Come non siamo muoviti, siamo cominciando con questo cammino e per questo motivo che la poesia di Giuseppe Raga sono cantata proprio dai cantatori della chitarra
e tenore, siccome in Bunnannaro bada tradizione de canta a chitarra, capite pare che la prima grada addirittura è stata fatta in su coro, con la filonzana, chi la conoscono in tutto, e siamo qui di unire tutte tre cose in una, capite? Se abbaiamo bene, su che è in comune la poesia, sia che canta la chitarra, sia che canta la poesia, sia che canta la filonzana, sa che è sempre presente e la poesia. E con Giuseppe Raga queremos continuare questa traccia di Giuseppe Raga, ma dobbiamo sapere pure un altro poeta di un anno che è morto dai Pago, e che è Giovanni Sozzu, e che ha scritto mezza poesia, ha fatto un libro pure sopra esse, e quindi queremos pure giocare in alto con questa figura de poeta di un anno. Osato tenesi un assozio dedicato a suo poeta oppure organizzarsi con il suo comune, con il suo ufficio di Salim Basarda? Come funziona? Noi ponemos a disposizione questa organizzazione, poi qualcuno la deve finanziare e chi abbiamo aiuto solo il suo comune. Però non c'è proprio un assozio dedicato a Giuseppe Raga, no? No, siamo che devo fare, è stata una cosa abbastanza improvvisata, so che va, che so che su premio Giuseppe Raga, non sono appassionato più che le autorità. Bene, bene. Tornaus a Iglesias. Andiamo avanti a Satra. È curioso. Tu hai la curiosità di te, di te che li sciri. La curiosità di chi attenni è questi decine di Marinella, come stanno andando queste sezioni che hanno entregato a suo cammino di Santa Barbara, perché questo cammino religioso su pontificando vei, proprio vei, camminano, e mi ha piaciuto ai sciri che è una sezione che finse in poesia e picendo vei. Ci funti due sezioni in Gunivuro, sa sezione in lingua sarda, sa sezione in lingua italiana. E sti weekend pei bene in su senso proprio del suo poeto, un vei anantesatru, e c'è questa fondazione, hanno fatto questa fondazione del suo cammino di Santa Barbara. Questa fondazione che nasce in su 2016 e proprio poi vai conoscere e tramandare questa storia dei hominis che hanno lavorato in miniera, dei minieras e dei camminus, che qualcuno si è scoperto in questa vassilara sanora ricci, antico era. Hanno fatto picanta parte a questa fondazione che si rotto i comunus di Sardegna. E vinzas a sa provincia Iglesias Carbogna, vinzas a su ed è su Medio Campidano, vinzas a sa diocesi Iglesias Terralba Alles, e vinzas a Sanci de sa Sardegna su come ti dicevi era su Varco Gio Minerario, mera persona senti. Si da poi pensare che a costato del suo cammino di Santa Barbara si può fare un cammino della poesia che tocchi tutto questa vita e tutto questo cammino che fai sa santa, mi pare questa poesia. Tu sei una brava organizzadora con logos, sia da po' di pensare. È una bella idea. È una bella idea. Tocca da ciappare subito. Si può arrivare a pensare anche Giuseppe Raga, su mei logo, poi no, è Santa Barbara. Bello. Se tornavo su mei logo, dunque da Bunnannaro, è Maurizio Malgari, che è su promottori e organizzatori, dunque stanno mettendo un motori, bene a lutto, a pizzas organizzazioni di questa poesia. Ci sono due sezioni, una mi va in rima, l'altra come te organizzata? No, noi proprio gai. Questa sezione è stata sempre unica dal suo primo momento. Ah, ecco. Ma questo vuite che a Giuseppe Raga in vita lo conosciamo tutto. Addirittura dai minoreddu l'ha conosciuto perché abitava di Carrella Mia, di Carrella Mia. E io per me da anziano e sia da Somanzano e si sezia di un cadreone che li ponevano davanti sugli annile. Quando è morto io 7 anni, mi lamento bene questo.
Quest'uomo narra una frase sempre, la che so aumentare proprio perché è una frase che ha meta significato che piega poi te va una sezione solo e in rima. Tanto, Tio Giuseppe Raga narra da Carmina pecuniam non dant. Può narrare chi da esu cantico denari non bendessiada. Ecco, isse ha fatto questa narraia da questa frase, vuoi indicare chi se non cantaia da capi su premio in denari, purtroppo è capitato a me di intendere un poeta proprio criticando su premio nostro, intitolato Tio Giuseppe Raga. No, che Dio, se non va a premio in denari non mi regala manco delle aree sapendo in mano. Ecco, la poca fidonarre per questo motivo. Una bella e un'altra cosa, sensibilità, Tio Giuseppe Raga, pur riconoscendo che Sarima non fa che solo Sarima non fa che poesia, però a suo stesso tempo una raia dà grande importanza a Sarima. Questa Sarima, una raia disse, isometrica, vedi uno come te canta una femmina si pone sul stile più bello. Quindi Sarima abbellidi una femmina. Ti piace, Anna Cristina? Bella. No, poi te che una femmina è bella, è bella questo perché è ne di stili, stesso, che tu dai. avrai conto se si piace proprio sui stili, E ma dunque, che sono arde. No, prego. Prego. Dunque, se queria narrare, su primo l'abbiamo fatto proprio in base a cosa che viene a idea sul principio di Tio Giuseppe. E quindi non abbiamo, per esempio, posto premio mai in denari. Abbiamo posto un anno, mi pare, che hai fatto sul premio fini libero di un certo valore, di un certo valore economico, una ramugai, come te premio. E altri hanno coppas, trofei, però evitando proprio che a Tio Giuseppe hai a cosa idea. Però questo poeta non ha partecipato, poeta cosa andava, se non ci piace. No, ma questo gruppo di adesso non c'è vero, che c'è vero di seguire su chi nasce poeta, dunque Antonio su nome di Giuseppe Raga e seguenti nareoso su chi Giuseppe Raga pensava. Però ti dono un consiglio, sicuramente mi piace a me da questa cosa che va in Timbonorva, sta gita passata ci piace il premio Paulicco Mossa, e l'anno prima donammo scoppa, tutte queste cose, sì. Poi però io pensavo che è meglio sa donare cosa sa de sa vita nostra, dunque sa, vabbè, vosato te ne cereja, io spenti su caso, Io se ti dai andato sul zicchi. andavo sul zicchi e su caso, ma da petto spuro, dunque sa, in Una bella natura idea. tocca donare i premi, deve essere una bella cosa, no? Per concludere, una sezione solo, poesia rimatta. Bene, andrà bene. Potete appacciappare invece in qualunque luogo. Premio, sezione A, poesia rimata, sezione B, poesia in verso libero. Ma deve essere un'informazione sbagliata, non c'è problema. È un'informazione sbagliata. A volte sa, mi ha un danno su scetti. Forse non è sbagliato. No, no. No, perché l'abbiamo fatta, però che abbiamo chiesto interessare sul pizzino dei cola. Tanto a sul pizzino dei cola per evitare di lo appesantire obbligatoriamente con Sarima, magari si riferì dai gusti. E poi da tempo Mi pare che è capitato. E poi da tempo c'è tutto questo che pubblicavo usato, si ha pubblicato tutto, e dunque una volta ci viene scritta questa cosa e dunque mancai estetto a isci una volta. E ma voglio dire, c'è una cosa, poi torna tu che domandai cose a me al premio dei Iglesias, ma voglio dire, giusto Michele Sai, poi è un poeta, ma musicista e tutto, scrive canzoni e poesia. Dici, come te questa cosa? O sa poesia diventa poi canzoni, come te questa cosa? Ma sa poesia è già cantone.
È già canzone. È già canto. Come te nascere, la poesia Però santa, devi avere una è metrica cantone. giusta. Sì, ma si presta a me è già musicale, è già musicata, una musica. Forse in conca mia che non mi scrivo è già vinta già a Savorma, compreso. Però fondamentalmente sa cantone è già fatta, sa cantone è scritta, è già pronta. Ma finché hanno musico a terra poesia, è facilissimo alla musicare, è cassillabo, tonario, è fatto, caso un già cantone. Poeta è Sono già poesia cantone, pensata si narra cantone, sono già cantone. Infatti in Sardegna non c'è stesso della poesia, è cantone. La poesia Sì, è cantone, sì. poeta è furia pensata, possa può essere Sì, ma cantata. è E una prima, cosa che- a primo una rantauro, no? Ti vongio canzoni. Sì, esatto. Ma finza O ti poni di goccio. Oppure. ma finza a tornare seguito a San Francesco, il cantico, non è una poesia, il cantico delle creature, ma finza Dante, i canti. Poi Ok. scultura è stata Poi, pianta e due case su vuedo poesia e se è stato piano con un vuedo chisato, ma è poiesis, non è manco un vuedo italiano, è un vuedo greco che ho in nai appunto creare tanti leggi esti. Dunque, però, visto che sei chi sto rendi con Micheli, a questo punto domandavo, ma questa poesia, come testi sul rapporto con il suo premio del Bunnanno, con Giuseppe Raga? Quando ha partecipato, te sul serio? Ma come te nasci? È nato in una maniera, è venuto Puccio, mi ha toccato il suo idolo del suo ufficio, mi ha dato Michele, ha partecipato a una... Devi creare già su coro, fare già qualche verso, qualche poesia, però il tizio che mi ha invitato è veramente un piacere, non hai mai partecipato a un concorso. E quando mi ha invitato io via proprio, cioè contentissimo, l'ha fatto una, la appoggiamo su pronta, la preparo, eccetera, e capisco tutto. E poi c'è meraviglia mia. Ha vinto quale premio? Sul secondo. Suo secondo premio. E questa poesia da questione, come testi? Ma è una poesia suspulu in aramo noi. Suspulu che narra chi fa di una cosa, ma binato un'altra. Sotto metafora. Cioè è dedicata a persone che sono vicino, a suo familiare, a suo collega, a suo amico, che a volte se no, ti fa che ne arrabbiare, magari ha proprio gana materialmente delle buone, siamo su esattamente, strangugliare. Però poi fa che ne un atto, una parola di amore, una parola che riviene su cuore, e quindi chiaramente sei contentissimo. Questa poesia è Murinè da Uddighino, infatti fai da te una Uddighina e su è proprio questo. Murinè da Uddighino, tutta die a su bicca a bicca. Buffa sabato a picca e poi torna in faina. Tutta die la tirare bicicenne babbauzzo, sanchi longo, culi muzzos, e già vadi da beccare. Brinchittenne ola, in tottue con nessun naso, sempre in chilca che napaso, o il tulenne mi salzola. Nappe aiuta a piantare, chi si è semeno fiore, si innalluzza con bramore, acqua dettera a raspare. Che lei del requenne, canno va la serie scuro, bene attatta, oro e muro, che a Marianche l'inghidienne. Solo vesa a doare, totta dia merenni scalzo, animale veo e dannalzo, gli avvidore e tappaltare. Ma, una schida dietro a noi, chi l'ompido a manzanile, co, il su giannile, avvisenne che vado. Grazie. E dunque da Torrausa Iglesias. Sreviti Città di questa Iglesias. poesia.
Torraus a Iglesias, torrau finzas un momento a sa poetessa nostra, Angelica Piras, po sa poesia chi sa si leggiuri, ma intanto devo che torrai grazie a questo che sa sonau, ma a sa emozioni che sa si trasmetti, questa sfuello che asinau, furienta apoderauso, dessa emozioni che si intendiano sa oggi tua, e tanto in proso mi permetto oggi, in proso de sa poesia azula, come te un sa tarotta, de imperai sfuello di Angelica, o sa poesia sua e tutto che esti, stidio de luci, borrido de mariposas e cantico de mari. Ma menzione pure tu, grazie Angelica, grazie a me. Grazie per grazie a voi. Passauso a... Ma voglio uscire, visto che va in una sezione nazionale, mi pare, di poesia, no? Da un dia, che città, che logos, come ti sei organizzato? A onde arrivai? Noi domandavamo in giornali, no? Devo abbonare a un giornale poetas adesso societari si de Napoli, mi pare. In cui c'è un giornale internazionale. Quindi ci furono rotus poetas italianos e vinzas esteros. Enzandos mando i bandus a scribio che ci furono in questo giornale. E vinzas as associazioni de sardos. Oggi nunca cioè onde tutto agatto su motivo per mandare su bando internet sempre Facebook ovvero oramai vonti gusto sui canali e bruso conosciuto si qualcuno di questo vinci un premio una menzione arribanta a Iglesias nella volta vonti bene su de Brescia mi pare vonti bene su mo non mi ricordo bene ma ci vonti stati su anno che vonti bene su se non casa dona usonoso certo, invece abbondando tutta su serie, un die scetti su cave su Meilogo, Logudoro, Caddura o finza sei noi in Campidano, come ti funziona? Da onde partecipano in questa storia che è tentio? Noi abbiamo un paio di limiti in questo senso, perché intendiamo ogni anno la necessità di fare prodotto sa fare dalla salda, quindi sul locutore sa variante, però non beste su personale necessario per poter valutare e analizzare sa poesia. E quindi finché arriviamo tento questa possibilità di solo. Abbiamo un elenco so che noi cambiamo con altri premi tipo a terapia romana, eccetera. Hanno sos elencos, noi da elenco dei poetas e noi gli chiediamo si invito a sa poesia. È un obiettivo di poter finalmente fare a tutto sa Sardegna, con tutta sa variante. E più di tutto abbiamo una grande necessità di includere i giovani. Siamo che di avere una Ianna, una qualche cosa con suo mondo e si cola, che deve essere una pagazzetto più attenta a questa cultura nostra, che poi è unica, questa poesia è in tutto il mondo, sì, ma come si intende in Sardegna, penso che non viene parlata. Perché questa da minoretto questa tendenza a narrare una cosa e a rispondere in rima, capite voi a nascere voi hanno questa passione. Però il psicologo che deve cominciare a estradare, questo non è assolutamente. Siamo che deve la fare rientrare pure tramite il premio Giuseppe Raga, fattene premio pure pro suo pezzino, fino dalla scuola elementare fino alla superiore. Questo è il che stiamo lavorando a fare, speriamo di avere. Avio, Anna Cristina, in questa CIDAS
e utenti o altro gruppo organizzatori di poesia, e il problema è sempre il gusto dei giovani, la scuola e tutto quanto. Dunque si spera manna e custa che prima o poi ci sia questa collaborazione a pago che entri questa poesia, questa lingua e tutta questa cultura e questa storia sarda in questa scuola. Ma questa volta manna, non che ogni tanto che all'incuno fare un progettetto e poi spacciare gusto e non si dice che stiano a proso. Però io penso che tutta questa vita che doia dentro di questi premi, con canto competenze e con canto vidi, questa speranza è buona. Intendevo in moi e tasinada e che ne volia poi spago che non lo conoscenti, Cicetto Masala e tasinada o Cicetto, pomeso da Pierpaolo Piludo. Pierpaolo con Cicetto di avere una Pierpaolo forse fu uno dei spagos amici di Cicetto, che conoscente sono di Denia Medas, amico sono di Denia Pagos. Pierpaolo fu uno dei gustos. Guys, queste cose mi fa che piacere, essere in oghe, questo zero. Calcio cominciare con un ammento di Cicetto. Cicetto Masala è nascito in 1906, in una ida de Massaggio e Pastores a Nughedo Santo Nicola, a poco il chilometro dai Ozieri, dove a Battoldigano ha cominciato sul ginnasio. Ha accabato sul liceo in Tattari e si è laureato in Roma in Sa Sapienza con una tesi sopra sul teatro di Luigi Pirandello con Natalino Sapegno. In sa vita sua ha scritto poesie e romanzi in sardo e in italiano che sono stati portati in medas limbas. Non si è mai dimenticato però della prima die di scuola. Su mastro gli ha proibito a me e a solfedale mio, Naraidi, di fare in s'unica lingua che conosciamo. A scuola si parlerà solo nella lingua della patria. Quando su mastro non si intendia dando in sardo, le hai di una zirogna, un nervie boe, e non sdaia da tre azzottadas sopra salmano. E gai sul pizzino del Nughedo, de Bida Fregata, di Arasolè e de Metal Beatle de Sardegna, intraia in sasi scolas a Lirgos, a Bistos, e de bessiani scureddos, tontos e caridristos. E forse si proprio in questa prima dia di scuola è cominciato a crescere in Cicetto con di spirito di ribellia, che ha manteso tutta la vita. È stato un uomo con sa schina eretta, che non ha tenuto mai timore a denare sa verità, di alzare sa oghe contro sol prepotentes, industriales, politicos, che abbaidaini e che si chine abbaidare sa Sardegna come un arveghe de murghere. Cicetto è stato su poeta de sos ultimos, de sos laribiancos, che ai poveros e famidos sicuro che sa condizione soro si dia de su colore de sas laras. In suo romanzo Sopio il connoto, sos laribiancos, ha contato proprio si storia de deghe de questo pizzoccos che una dia de sole del 1940 in si stazione di Arasolè che fu impiegato sopra un carro bestiamine per andare a fare questa guerra. De deghe de fu tornato a domo uno e via. Sos'altro fu inabbarrato su Tasunia della Russia in uno camposanto a guerra. Sentemeta chi legge di questo libro non lischidi, chi fino al Cicetto de fu tornato della Russia con una balla e brummu in un'anca, combattendo per la patria italiotta, come te narai sempre. Sei Cicetto e forse si sa che più forte, che in anni 60 si è pesata contro sa beffe, de sol 40 miliardi del piano di rinascita della Sardegna. Invece di azzuare Massaggio e Pastore, con questo montone in ari, gli hanno fatto nascere fabbricas de neula, che in pagos anni si che sono sparidas, e raffinerias de petrolio, che sono barradas. Cicetto è morto su 23 del marzo del 2007 e fino a sua ultima dia esso ha seguito a peleare contro questo diavolo e dio petrolio. Ma perché non ve le costruite di fronte al Duomo di Milano queste raffinerie? Di adesso è bello da intendere oe,
Saoghe de Ciccitu, ragionando de crisi climatica, de disparidades sociales sempre più manas, de multinazionales, che sono cercando di ricreare de Sardegna vinsa su vento e su sole. Sas ultimas cosas che ancora non fu un risultato a non schevurare. E come sa cantone del vestito de bianco. Intendite, buona gente? Da quando mondo e mondo sempre girano in tondo, girano sempre in tondo, sul vestito de bianco. Siamo in questa barca dai tempi de quando mai, in un campo de trigo, o messadore benidi, né oe, né crasa, né mai. Amico il malevadato, compagno de mala sorte, intendite questa storia de vita, questa storia de morte. Babbo mio fi massaio, con sa matta unfiata de orzato e de abba, messende sotto su sole, e spiga ruinzata. Mamma mia, oggi il de graba fi graba che na latte, donzinotte, dotta notte, a una buppia dei strazzu cantaia San Ninnia. Benito sono voi, sos deos de Milano. Abbandona la terra, mananato, lavora nella fabbrica, diventerai operaio. Ma non le ha sa terra. E gusto mi è toccato. Seminare mattones, tubamine, limbiccoso, zimineas de fuoco, obigas e trobeas, matracas de inferro, carriga e scarriga, pira, piga, suera, trabaglia, fala, avvita e spinghe, gira, pinza, tenazza, tira. Sa fabbrica de neula, cammina da sola. Non sono diventato operaio, non so più massaio, so uno che ne tribaglio. Una valigia legata ai spau, emigrato in Germania, fabbricas de patronos che zonzisero si samunan su culo, con abba de rosas. Monti e renchette, carica e scarica, piga! Suera, trabaglia, affala, avvita, e spinge, gira, pinza, tenazza, tira, arbeiten, schlaf, arbeiten, schlaf. Una valigia legata ai spau, le ha spuntata al debè, da esa mala fortuna, sa vita, in pinnetta sdelata. Siamo in milli in cui intro, chi è dromidi, chi è mandigata, chi è fumata, chi è buffata, chi è scrieta, chi è leggeta, chi scarrasciata, chi è pregata, chi è frastimata, chi è drodiata, chi anda da suo tribaglio, chi è dorata da suo tribaglio, dia e notte, notte e die. Oh, mi ha scritto una lettera, sa golza muzzere mia. Proitano Torres, so sola, commento un usulcu senza semene. Isterrugiato in dunanta, penso a Pramma Dorata. Ma riposa al diamento e tranto la snieda mi mossican su goro. Non isco più che so, non so più nuda, camicia di forza, librium, doccia fredda, elettroshock. Compreso, buona gente. Sono dorrato e mi canazzacato in mezzo a sol vestito de bianco, che girano sempre in tondo, sempre girano in tondo, da canto mondo in mondo, commente povero Cristo, a contare 11 die, su tempus de canto mai, in questo campo de trigo e messadore beniti, né oe, né crasa, né mai. Mai, antapo di passai questo sfuello de Ciccitu, beredatos e limpius, come ti furia disso, come ti estissu. Non intende o finza de brusa e cantus a mancada. Sì. Grazie per Paolo, grazie con tutto il suo coro. Ah, bene, ci tornavo a pigliare la guarda, poi dopo poi siete Ciccitu non è facile tornare a cominciare subito. Invece sì,
e ma voglio domandare, Marinella, vosaltro su, e poi 20 anni su casa, e fendi su premio e tutto quanto, ma sa di prima, d'ogni anno, fate una bella manifestazione, che è poesia, musica, suono, su, e tutto succede, contai sì. Non si vede manca nulla. Ma sa musica è arte, sa poesia è arti dell'anima, dunque ci stai bene. È una cosa che bella, che lo cara su coro, sia su una cosa che s'altro. Noi abbiamo una manifestazione che si seria la musica e poesia, avendo il suo premio. E dunque sa poesia si bistiri di musica. Su gruppo che si sigiri a noso in tutto questo che vedo, dove già da esprimus annos, i Gattbach si zerrianta, dove sono nominato pure. E un attore legge le poesie. Gli ultimi anni li ha careddu, ma c'è stato Vinza Zappettilli, Agnese Becciu, insomma, attori proprio che m'era bravos. Poi tanto pensavo appunto che sa poesia con sa canzone si completino. È una cosa, poi comunque e poesia, le canzoni, vunti canzoni di autori. Dunque, con testos che vunti poesia musicale. Certo. E dunque vedo questa preparazione a esprimazioni a questo gruppo musicale sta intres a socio logos o no, molti musicisti no, ma ci che servirei vosato? Ma c'è Mario Rumio, devo che non hai gusto che impara Marinella, dovrò grazie a pensare a Tommaso che sono importanti. Sì, in domo, insomma, tra balantarottus in pratica, dunque va in questa nostra ecco, cosa manna. Marinella presidente del Assozio Logos, ma c'è pure un presidente del suo premio, no? Angelo Cherchi. Angelo Cherchi è conosciuto in suo mondo, poi ha vinto un premio, suo premio Vilenica, Slovenia, a livello mondiale. Si sigri del suo primo anno, Issu è Maria Dolores Desti, una professoressa del suo minerario, sa scuola mineraria, che teneu Iglesias. Tutto da San Miniera. Tutto da Iglesias. Certo. A Suvani da San Miniera. Sigri sa nostra associazione già del suo primo anno proprio. Poi gli altri do nominoso c'è Franca Marcialis, posso usarlo, c'è Stefani Cherchi da Mogoro, Vittorio Sanna che conosco Rottus, Tommaso Melis che appunto è Mario Rumio e Ceseo Deo commenti giuria un'attenzione inutile da beneficia se può i premi speciali che un anno mi ricordo che dei zonau a Paolo Fresu, un altro anno a Piero Marras. Una bella ricordo è gusto, noi do lunai. A Sabrigata Sassari. E Paolo Fresu, allora, insandosu, Paolo Fresu, sa di che ho fatto premiazioni, sa gattare in Canada, e è arrivato. In che in una maniera ci depiaresse. Si collegava in Skype. E dunque c'è stato su proprio. Ma un altro ricordo bello, ce ne vuoti Meras, però è sempre di un altro musicista, Piero Marras. Piero Marras è avverrato in Iglesias a 2 disi. Sa primo posto concerto, che attento su teatro a lettera, sa seconda di poi premiazioni. Ma sa cosa bella è che su Mengiano si vi ha posto a disposizione del piuso de scuola.
che vianta proiauso vinzasa de bidasa canta. Iara risposta a tutte domandasa e iara vinzasa torra cantao e sonnao per contentare uno di più che si diera domandao. Dunque, un ricordo bello che noi alloghiamo proprio con Pregiari. Che noi vinzasa che il premio di poesia non fa in scetti concorso di poesia, fa in vinzasa è un'altra opera in suo territorio. Infatti, devono vollicire in Bunnannaro, Bosato organizzasi su premio, tutto canto, con tutto sacrificio, ma coinvolgesi sa popolazioni, associazioni, come funziona? Chi è chi si dona ad una mano di aggiuro, oltre al suo comune? Il Deo, quando ha organizzato il primo dei premi, è un'esigenza intesa da tutta la popolazione. Quindi in bidda, tanto per la madre, questo che era nato, me da pensano che Sagentina, in bidda Sagentina, vedi un'istituzione nostra. Un'istituzione che non è solo un luogo di attoppo per cicchettare, no? In cantina si cantava la bocca chitarra e infatti c'è sempre sicuramente una chitarra. Poi, fissa i sostilleri, la chitarra proprio appiccata, i sostilleri più gesuiti, e la chitarra appiccata. Arriva sicuramente che qualcuno che li fa suonare, che in vita baimisi chitarrieri, si accompagnano grandi cantatori di una volta e bessiamo pure fuori. Poi, oltre a questa chitarra, vi cussos che restano un vago timido, in italiano, un vago biconzoso, ecco, nato in lingua nostra. E non vado a altra cosa, perché giocare sai conza e risolvere pure la lingua, se no la lingua resta presa, no? Tra su essere biconzoso e su essere gay, insomma, e quindi su inu i voli che sa limba e stimola la gente a cantare a poesia. Non chiedo esagerare, ma tanto Borutta è stata buonanna, siamo sicuri. Che suonare in vita quasi tutto che hanno assumato un vago di carburante prima, tutto finì in grado di fare sottava i Sagentina. Quindi Sagentina ha appido questo merito, secondo me, di essere conservato sia da sa poesia e sia da so cantico sa chitarra e sia da pure in misura proprio maggiore su cantico corale che abbiamo in vita che si perde come è nato da Annunzio o su Coreaggio. Si perde nella notte dei tempi. Quindi è una bella tradizione a battoro voce, se in vita noi cantiamo in battoro. Voce, mesaoche, contra e basso. E questa tradizione antica cui esiste solo in Pagabida, esiste in Casteldussaldo, però Casteldussaldo è più che altro roba religiosa. In Bosa, Santo Russuzu, Bunnannaro, Aggio suonato là. Sì? No? Insomma, mi devo essere come l'hanno ripristinata pure in Uvedo, i Saida de Cicito, che a metà del bonde che Cicito vi razza un'annaresa, sì. fa parte di madre, è vero. Anzi, fa parte di mamma, in parentesi. Sì, era una serra, sua mamma se ne era da serra. E Dio personalmente va a fare dato che Cicito ha in vita un grande poeta inedito e fu parente di noi li eravamo Giovanni Giuseppe Umana, però fu Giovanni Giuseppe Gaivone. E questo, infatti Dio l'ha telefonato per i film chi gente. Dio è un ricercatore. E io che chiedo la poesia di Giovanni Giuseppe Umana, mi ha dato però, addirittura mi ha dato, non ne conoscevo neanche l'esistenza. Quindi
telefonato. E torrende quindi a Bunnannari a su premio Giuseppe Raga, a me mi faceva veleno, mi dai minori in domo, sia da soccanti cosa poesia, sia da soccanti cosa chitarra e questa tradizione bella che noi, sì. Dai minore, mi babbo aia da su grammofono, babbo vide su sette, aia su grammofono, e tanto quando noi sia in televisione, radio Calicuno la ia, babbo sulla notte dei Fiu in carrella, poneva su grammofono sul baccone del rimuviano. E tutta questa gente si radunava assunta e questa ia sono cantatori della chitarra del passato, e poi sono poeti Ninniri, sul dico del Ninniri e di Cupiddu. E ne hanno fatto 3. E dunque mi dai veramente credo che non hai da commente un anno non baiato un premio di poesia. In tutto sei vita a facca. In Tiesi vi fate su premio Seunis. Poi in Ittireddo vi su Nanne Duchine. In More Sicuro hanno fatto su premio Peppe Calvia. E Bunnannari, che noi siamo pieni di cantatori, a chitarra e a poesia, non ti famo un premio intitolato al nostro maggiore, a suo poeta Manno. E dunque, la prima cosa che ho fatto, ho preso l'occasione, adesso in 40 anni, che devi celebrare questa morte di Tio Giuseppe e anche tu gai. E poi ha proseguito questa è ancora in attività. Questa ghentina funziona da gai? Questa ghentina un'altra come non esiste più, come esiste sul cellulare. E tanto pari con su premio di avere una tarota questa ghentina. Tocca la fai aici. Una cosa invece di San Micheli no, devono partecipare a troppo premi, ma non adesso scelti l'unico posto di Bunnannari, non ha partecipato a altro. No, ho partecipato in Piazza Sattero, in Calicuno ho fatto qualche menzione, qualche premio. E voi? Calicuno poesia, entro su Galascio? Ma naramo che non ho metà tempo, però ogni tanto mi balena qualche cosa e quindi credo che mi prima toccherà scrivere. Allo primare in un foglio. Sì. Città di Iglesias, dunque, questo premio, 20 anni, se non ha 2 pubblicazioni, smanna, da intro c'è di avere questo. E questa è una cosa bella che è andata più fare, a questa telecamera, e è andata più fare tutti i premi. A regolli, tutto su materiale, questo è una ricchezza manna che attura. Dunque da bene hai fatto vosato, bene punti vendi altri premi, a organizzare queste pubblicazioni e noi ti darò grazie se potessi dall'assa in noi e sarà servire ligi, conosci, e scidi meglio su ita sul serio in questo premio. 20 anni, ma voccando chieniti, se si già organizzando, te pensavo, ita sul serio. Si faceva su Vaguagu, poi la 21ª edizione è stata fatta su 21 del mese della Ramine. E dunque sono che si faceva, da raffreddare a San Onore. Anda bene. E vosaltri che sono già pensando a fare qualcosa? Tra poco non ti deve chiamare sul sindaco per cominciare a ponere, hai scritto questo progetto che abbiamo di unire queste 3 cose, su canto, sulla chitarra, sulla pilonzana e sulla poesia, per poi poter fare qualche cosa di concreto, se no non è inutile a me fare. Ma abbiamo buona speranza, che avete intanto si muore questa cosa, i sabbi da nostra, fare tanto del spopolamento, di gusto e di guardate, muore tutto. Dunque, preparato il suo premio, è una bella cantina. Invece con Angelica e Denis in programma. Poi, qualche cosa o ti passi ai 2 voti? No, non mi basi. A me mi piace troppo a partecipare al concorso. Poi mi donnerà pregio, mi donnerà questo azzurro, uno che stiano sempre. Mi vari a varrai proprio pregiare. Bene.
Oh, mi pare di adesso Castiendi questo s'arrelloggi tempo questo tempo e dunque se si arribato io spacciavo poi pure su tempo dunque a tu che si metto e a salutato torna a cominciare salutando a tutti questa è una cosa che devi fare tu tanto te vuoi intendo di adesso ti vorrei grazie a Pierpaolo Piluto e a Cicci Tommasa l'avevo detto su chi sa l'assao grazie a Pierpaolo grazie di aderus Angelica Piras, possa poesia sua sempre una Maia, a Marinella, possa poesia e posso traballo che vai a Gino Scano, su presidente del suo premio Giuseppe Raga, augurio insomma questo premio che ha pubblicato abbastanza traballoso a Maurizio Malgari il sicuro con come Anna Ottavio a seguire con suo premio ma a fare in modo che non Ottavio riscantina pure che forse si aiuta a Michele Sai il suo poeta che si è fatto intendere questa poesia vincitore grazie e Serrao come sempre con su poeta nostro de Dogna Puntata. Chi sa da Nai si fa sempre una sorpresa, sa da Nai in poesia su via di Bivio, tutto pari con noi su questa puntata. Devono voglio uscire, cale questa poesia che si deve qui. Ma io sono sempre pronto. Aici lui siccome si de Dogna Calitadi, ni cioveta suna e si da regala su Dogna Gira. E aici torrò grazie a pure a chi li sa seguito in su canale 79 a ricordare i sini su 79 e su canali della radio televisione sarda dunque naraide amigos si va a piacere a gente che conosce e teni pregio de intendi e de sciri le cose della poesia de ita succede in questo bello mondo della poesia e noi ogni sabato a 9:15 di americano siamo su noi si va a piacere ascoltare belle cose e questa poesia è tutto di Nicola Loi. Limba, poesia, letteratura. Penso che sia in tema. In tutta sa scussorzas de Sardigna, pusti sa prima fatta in nottieri, o è naschin debiuto in una rassegna con taulino, papilo e tinteri. Poeta noittolo sull'increschida e più ancora a meda sun saldammas. Esprossos benidores no arveschida, sa limba a lui de ispera sa fiamma. Poninde passo a sa gioventude alle ad gusto a sa poesia, boca del suo profondo sa virtute raighina de sa terra natia. Animo buone a chi vive fuori, dai noi no che li si intende in coro. Pochi su sardo li intende ancora, non sono mancato mai del risoro. Gente, de ogni titolo e stiga, chi vogliono in iscritto su profondo, che in Turanos ne oca da si spiga e sarzola manna li fa che da attundo. Tenzo in coro una pregatoria, su sardo sia d'intotto studiato, comprendes, questa limba tua e mia, sia d'aggiutata fino a sassiffato. E sia vero per gente che abbale su campanile bettamus a terra, non solo questa campagna elettorale ha rennegato schipare in guerra. Sa poesia entra in scuola, è studiata sa letteratura, ande in sa scussorzas che ispola, non per storia, ma cosa sicura. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.